Nel 1913, Grazia Deledda pubblica Canne al vento e il Santuario del Rimedio di Orosei è anche un luogo dove i moti dell'anima, i personaggi, i travagli interiori trovano dimora e luogo anche ovviamente per il racconto, per l'intreccio narrativo di questa grande autrice veramente di tutti i tempi, Nobel e quant'altro. E Orosei è anche un luogo che da un anno ospita queste voci che si sono ritrovate nel segno del canto. Urisè è l'antico nome di questo centro della baronia, ma è anche il nome del coro polifonico femminile che stasera ospitiamo. Coro polifonico Urisè di Orosei, ben trovate a tutte le donne presenti e a quelle ovviamente che sono rimaste a casa per applaudire e ascoltare voi. Davvero un viaggio tra i canti, mescolanze d'antico e di moderno, la voglia di visitare ma anche di divulgare quelli che sono un po' i canti del repertorio regionale, tutto al femminile con questa rassegna importante di cui parleremo tra un attimo che il 29 di dicembre le vedrà protagoniste anche per quel che riguarda la fase organizzativa ed accoglienza. Ma adesso subito ascoltiamo Nanne Dumeu nella loro versione e nella cura dettata dalla loro direttrice, per loro amica prima di tutto e dalla sua competenza. Un applauso a Daniela Contu. Ascoltiamo Nanne Dumeu, coro femminile Urisè di Orosei. Nalle Dumeu,
Cantante Kinsugoro è il titolo di questa rassegna che loro stanno organizzando. Vi invitano a raggiungere Orosei il 29 dicembre. Insomma, sarà l'occasione per stare insieme tra Natale e Capodanno, una di quelle serate, insomma, che creano già la suggestione di quel clima così particolare che viviamo nel fine di ogni anno. Si ascolteranno i loro canti e i canti di chi si unirà alle loro voci per fare festa e per scambiarsi gli auguri in questa occasione. Un altro brano molto delicato, Tres Rosas. Ascoltate proprio anche la particolare sovrapposizione delle voci, il rincorrersi delle atmosfere, il gioco davvero di squadra che queste ragazze adesso interpretano per noi. Coro polifonico femminile Urisè di Orosei, Daniela Conto.